È il nuovo commissario provinciale di Padova per Fratelli d'Italia. Per Elisabetta Gardini questo è il primo incarico ufficiale dopo il cambio di partito e l'addio a Forza Italia. L'obiettivo è far crescere FDI in Veneto e a Padova in particolare. Io lavorerò perché in ogni comune della provincia di Padova ci sia un punto di riferimento, un punto di ascolto. Io voglio tornare alla politica dell'ascolto per ripartire dai territori. Abbiamo poi tra l'altro un territorio straordinario con dei problemi reali e concreti che hanno bisogno di soluzioni. Le soluzioni arrivano dopo che c'è stato l'ascolto. Pur non risultando eletta, la Gardini ha portato in dote quasi 15.000 preferenze, che non sono bastate per ottenere un seggio al Parlamento europeo, ma che fanno brillare gli occhi ai dirigenti regionali di Fratelli d'Italia, perché si tratta di voti esterni al partito, che vengono da altre forze politiche, da chi, magari deluso, sta pensando di spostare il suo sostegno. Ora la Gardini ha promesso di fare velocemente un giro di incontri con i militanti del territorio e quindi presentare la sua squadra. È convinta che anche alcuni amministratori locali, ad esempio consiglieri comunali di Padova, siano pronti a seguirla. Lei stessa ha fatto il nome di Eleonora Mosco, che non ha incontrato ma che spera di convincere al passaggio. Intanto per Elisabetta Gardini Forza Italia rimane un ricordo lontano e sbiadito. Un sogno che abbiamo vissuto collettivamente nel 94, che piano piano però si è soprattutto negli ultimi anni sgretolato e che è rimasto nelle mani delle persone sbagliate, che non si è mai saputo trasformare in un partito. È come la storia di un'azienda di famiglia che non supera il passaggio generazionale.